mi sembra che siano entrati anche Angel e Cap. Ciao ragazzi. Milligan, andiamo! Sì, Robuntolo, andiamo! Sì, Corri! Dobbiamo ucciderli! Andiamo. Sì, Maledetti! Robuntolo, andiamo! mi rendo conto effettivamente. Sì, Questa Robuntolo, cosa sì. che lampeggia. c'è una cosa che lampeggia, uno è Milligan e l'altro è Robuntolo. Va bene, dopo di questo io Alimentato. mi sposto rapidamente prima di venire coinvolto in qualcosa di pericoloso. Ok, Milligan, guarda! Una specie di animale. sì. Robuntolo. Ciao! Siamo noi! Ciao, Gli sì. unici e gli imitabili. Ciao ragazzi. Ho un regalo per te, ho un dono. Ah sì? Tieni. Tieni. Grazie. Ah, non Sì, c'è no, ma ormai è dire che dovevo essere abituato dall'altra serie di Ark con Angel, è vero? più. E mentre si discuteva di cose, di piani serissimi, lui mi lanciava la cacca, quindi era una cosa ordinaria. Seria. Quando non c'eravate, dicevo che ci sono alcuni punti che dobbiamo seguire, che cerchiamo. Hai fatto un pelino di cose in più. Le vedete anche da soli, però magari le illustriamo per coinvolgere anche chi ci sta guardando. Le cose da fare fondamentalmente oggi sono trovare altro metallo, addomesticare un Argentavis. Se ce la facciamo, viaggiamo a sud verso il deserto per addomesticare uno scarabeo stercorario, e sempre de cacca si parla. Come ultima cosa opzionale, ma non da meno, cioè non di meno importanza, esplorare una caverna se la troviamo, o due, perché generalmente ci sono i cristalli dentro. Ok? Quindi partiamo col metallo. E adesso ognuno, vabbè, io c'è un solo parasauro, magari ci suddividiamo. Biscottini. Biscotto. Ok, allora va bene. La zona dove c'è. Scusa, non mi ricordavo. Ehi, ciao. Ciao. Dunque, chi va a fare metallo? Intanto mi dà un Vado io, livello. mi serve soltanto un piccone in ferro e anche un'ascia in ferro. Ok, allora. Io sono Robuntolo, sono pronto, è nato per questo. Vero Milligan? Milligan. Allora, andiamo a vedere qua cosa abbiamo a disposizione. Dove sei? Vi faccio vedere anche così con arrivo. l'occasione. Andiamo verso la serra, Cap, verso. vieni. Vieni. Aspetta che prendo anche Celestina, così vi faccio vedere. Certo. Guardate Allora. i miei addominali scolpiti. Vedete questa qua? Sì. È stata progettata per ospitare dinosauri di piccole barra medie dimensioni. Quindi volendo si entra e si possono anche lasciare lì per evitare che magari li attacchino robe varie. Lassù in Ok. alto vedete che ci sono Gli pteri. C'è mela grana Esatto. e biscottino. Biscotto, anzi. Il sistema di archiviazione qua, vedete, per lo storaggio dei materiali. Nelle fucine dovrebbe esserci già del metallo, ma forse anche dentro al bancone c'è già. Guarda un po' se puoi farti Sì, ci sono. se hai materiale Farò per un farti. piccone. Esatto, anche tu, Cap. Anche ovviamente. legna e pelle. Armadi, prima verificate negli armadi. Dovrebbe essere Certo. all'estrema sinistra pietra, al centro materiali misti leggeri, a destra legna, ok? Non c'è. No, ce n'è un pochino, ce n'è 21, 121. No, non è un pochino, allora è tanto. Milligan, Bene. Dimmi. vieni. Dimmi, Vieni a Gan. craftare il piccone. Dimmi, Gan. Dove sei? Piccone. Mi serve Accetta. pelle. Per chi È già fosse, dentro. diciamo, rimasto scioccato, che questo essere informe è Angel e l'altro a suo fianco è Salve. Cap, sono È Milligan lui. gli stretti collaboratori. Ah, sì, scusa, lui è Milligan e invece tu sei Io sono Robundolo. Robuntolo. Mi ricordo il mio nome. Robuntolo? È un po' difficile. Sì. Robuntolo. Ok, detto questo abbiamo chiarito i punti fondamentali.
Certo. C'è bisogna cercare di portare su di livello i fanciulli Certo. volatili. Milligan, dobbiamo far salire di livelli volatili. Volate lì. Esatto, bravo Cioè, Milligan. io già li ho fatti salire di livello, li ho messi qua su, però non è sufficiente, insomma. Adesso Capisco. Dai Milligan, non è il tempo di fare i pigri. 20 flessioni, su. Ok. Ah, però questi hanno della bella carne marcia al posto del cibo. Bravo, così, così, così. Ho fame. Protesteremo col cuoco. Ora dobbiamo farsi di livello no, giusto, prima devo andare a prendere i materiali, Ah, il colpo scappa. il metallo, quello che serve per fare i picconi in materiale forte. Appena potete, se ho spinto ESC forza dell'abitudine, appena potete, mappe alla mano, Certo. bisogna guardare, allora, 2 di noi vanno a esplorare a est, uno fa metallo. Io faccio metallo. Allora, Milligan, ci rivediamo. Bye, Ora bye. prendi tu il comando. Robuntolo, ok, robuntolo. allora qual era lo ptero di Cap? Questo che sono io? Sì, biscotto. Ok. Me chiede il cibo che sto morendo. Sai che non mi ricordo se l'ho lasciato, se ce ne sono. Milligan, Aspetta, ti ti devo- do quello. Ti do quello che ho io, aspetta. Facciamo così perché dobbiamo farne dell'altro. Boom. Ah, Allora, andiamo a farne dell'altro rapidamente. Qui non c'è il fuoco da campo. porto qua anche il tuo putero. Ok. Dovrebbe, cioè, lo supportano il peso del metallo, no? Ci riusciamo? Ah no, noi non facciamo metallo, noi andiamo solo a esplorare sì. una zona che devo scoprire. Una vecchia base. Speriamo. L'amico del legno, cioè il fuoco, un giorno gli attaccò, cioè attaccò il legno. Quello era fuoco amico. Sì. Me l'hanno insegnato in caserma. Milligan, ti ricordi? Sì. E pensare che il nostro futuro è in mano ai militari. Comunque, Noi proteggeremo il popolo, vero Milligan? Sì, Milligan. Come ti chiami Milligan? Milligan. Bravo Milligan. avevo capito minigun. Ok. Cosa significa il tuo nome Milligan? Milligano. Cioè vuol dire pistola di milli, penso. Esatto. Celestina. Celestina non mi ascolta! Celestina è un po' insubordinata. Soldato 834, ascoltami. Bravo, ho ucciso un nemico. Bravo Celestina. Ma ora come fai a uscire da qui Celestina? Brava Celestina, sei uscita da qui. Vabbè. Più o meno. Ho del cibo, diciamo. Brutti schifosi. Mi hanno rubato le mie cose. Sono arrabbiato. Allora, la zona da esplorare, mappa alla mano, è a est. Quindi da qua dove siamo, dobbiamo praticamente puntare all'obelisco che è di fronte a noi, quell'obelisco azzurro, insomma. E da lì, poco, e dai, con questo premo sempre ESC quando devo chiudere la mappa, invece devo ripremere M, ok. Che longitudine e latitudine è? Un posto? Vabbè, comunque vieni dietro, dai. Dove sei? Ragazzi, non Aspetta, trovo mi sto pietre di riuscendo per metallo. cose perché- Aspetta, vado un attimo dall'impronunciabile soldato e gli faccio vedere dove sei, impronunciabile soldato. Ah, no, quello è un... Robuntolo. Robuntolo 004. Robuntolo. Torna Milligan. verso casa. Robusto. Torno. Robuntolo, sì. Certamente, Robustolo. signore. Robustolo. Io sono robusto fin dalla nascita. Quando ero piccolo
mi hanno tirato in testa un mattone e si è rotto il mattone. Ma che sei? Sono andato in ospedale per 4 anni, però poi ho capito di essere più forte di ogni altra cosa. E da quel giorno il mio nome era Ambrollo, ma cambiai il mio nome in Robuntolo, perché io sono un robo Robustolo. che sono molto untilo. Sì, e anche robusto. Dove sei? Io sono nato nella prima guerra mondiale. A Robuntolo, dove sei? Sto arrivando, ero molto lontano. Ok. Ho ucciso un dodo. Non c'è pietà per gli animali e neanche per gli umani. Allora, nell'attesa di Robuntolo, Sto cavalcando in una grande mattina calda, con l'acqua cristallina che mi guarda. Mi ricorda quando stavo cavalcando i miei cavalli nel Vietnam. capisco. I tuoi cavalli. I miei cavalli di Milligan. No, Milligan non sono io. Ah, fregavi i cavalli a Milligan, ho capito. Vabbè, c'era da aspettarselo. No, io non frego i cavalli. Forse un po' sì. Allora, adesso vado a prendere ancora da mangiare. Tanto... Ecco, sono qua. Sì, ti ho visto. Aspetta, arrivo. Ormai prendo da mangiare che... Milligan. Quanto fa 1 più 1? Salve, come faccio per 4. uscire così? 4. Oh, perfetto. Milligan, 1 ma più sei uno 1. scemo. Ma 1 più non 1 è fa 3. Impara. Allora, impronunciabile. Dimmi. Andiamo. Arrivo. Milligan, spostati, ok, grazie. Aspettatemi. Numero vero? 1, 2, 3. Ok, mi ricordo il mio numero. Ho sempre detto che dava i numeri, ma... Non ditelo a nessuno, però, Eccomi. Neanche al mio prof di matematica. Ok, di qua. Arrivo. Cos'era quel suono? Niente. Milligan. Milligan, ti sei cagato addosso? No. Ah, perfetto. Bene, ora potete anche andare. Io e Callaghan, cioè Milligan, andiamo allora, ok? Milligan, Dai. ricordati, tu non devi avere nessuna pietà. Neanche Sì. per le bestie più carine, tipo come sì. questo topo. Guarda, lo vedi? Non c'è più, l'ho schiacciato. Ok. A est. Un attimo che mi giro. Ok. Dove sei? Ti ho perso. Girati verso l'altra baia, verso est. Ho vieni sbagliato su. io. Allora, mappa. Perfetto. Qui no? Poi là, sbaglio. Aspetta, c'ho dei problemi con Ecco, l'est. ti ho visto, sei sotto di me. Vieni, girati a sinistra. Gira a sinistra, dritto così vieni su. Perfetto. Ecco te. Andiamo Milligan. Milligan. Vedi l'obelisco là? Ah. Dobbiamo andare in questa direzione, dritti così, in modo da arrivare un po' alla destra dell'obelisco. Ok. Dovrebbe esserci una vecchia base che lasciamo. Nell'altra vita. Aspetta un po' che qua è già stanco, cioè tutto dire. Argentavis. Cosa ho visto io? Cosa vediamo se ho della carne? Ovviamente non ho carne. Numero Robuntolo. Non mi ricordo mai il mio nome, però Robuntolo 004 richiede il supporto Quanto tecnico. pagano? Per cosa? Non trovo più altro metallo. Ce ne sono Wow, quelli due aspetta, sassi. c'è anche qua. Vabbè, intanto porta quello. Questo qua è non importante, di più, però torneremo perché non abbiamo come... Questo è durissimo da Sì, sì, domesticare. Milligan.
è durissimo da addomesticare perché non è sensibile al narcotico. Vabbè, andiamo, dai. Troviamo l'altra base. Ricordiamoci che qua ci sono delle cose sia di Argentavis. Sotto. Eh? Oh, no, c'era un animale strano. Ah. Può farcela. Su, puoi farcela. Sì, ce l'ha fatta fare. Ecco, non ce l'ha fatta. Che è? Giro giro tondo, a terra e basta. Ecco. Sembra di fare una scampagnata. Via, sei ripreso. Bene. No. Ci avvicina. Ah, vabbè, mi fermo allora. Vai. Perfetto. Lo vedi il castello? Sì. La base l'avevo fatta lì. Sì. Ok. Più che altro quello è quello che è stata di una gloriosa base e ne è rimasta solo una piccola parte operativa. Ma non diventiamo troppo RPG che poi... Dai, cerca di arrivare, non ti stancare proprio... Ecco, bravo. La neve, che bello. Eccoci qua. Qua bisogna entrare rapidamente perché si congela. Oh yes! Bene. Allora, il motivo di questa base... Vediamo se... Ok, perfetto. È che qua vicino ci sono i castorucci. Se non ricordo male, i castorucci erano a sud da questa parte. Cosa avete detto? Bisogna andare alla torre sud e guardare. Dove sono i castori? Allora, mappa alla mano, torre sud. È qua. Milligan, se provi a fermare un castoro, non mangerai per 4 mesi. Hai detto che non devo aver pietà per nessuna creatura. Tranne per i castori, loro sono speciali. Ah, allora. Perché sono della mia stirpe. Io sono stato cresciuto da dei castori. Allora, Quelli dovrebbe... sono loro che mi hanno chiamato Robuntolo. Ecco una Ora storia. io che l'ho cambiato il nome, non mi ricordo. Vabbè, comunque. Andiamo, Sì. Milligan, che verifichiamo se ci sono davvero questi castori. Allora, Verificate e dite. il lago dovrebbe essere quello più basso dei due. E io sarò soddisfatto di ogni risposta. Tranne che non ci sono. Milligan si è nutrito. No, Milligan. Perché penso di chiamarmi Milligan? Wow, che simpatico Milligan era- T-Rexone che c'è qua, Come T-Rex. con la cresta bianca. Porca miseria! Milligan. T'ha Tu salutato. non Sì, hai paura di niente. confermo, ci sono i castori, Ok, Milligan. Ecco un Cioè, bel io T-Rex. ci sono le tane. Pensa che Bravo. storia, io guardo che non arrivi T-Rex. devo vedere questi castori. Allora, i castori adesso si arrabbieranno come delle pantere. È uno zoo. Comunque, vabbè. Devo fare molto velocemente. C'è un castoro proprio qua vicino, perché ci serve la pasta cementizia. Allora, ricollegandomi al tutorial di prima, siccome questo è un gameplay bar tutorial, adesso vi faccio vedere in pratica cosa significa fregare la pasta cementizia, se ci va fatta bene trovare fiore raro e anche qualche altra risorsuccia tipo funghi o roba del... E non uccidere i castori. Esatto, e altri allucinogeni. Adesso là vedo che c'è la diga grande e il castoro è più lontano, quindi forse abbiamo più possibilità E due di castori. farcela. Due Ma castori. c'è un perdonte. Ok, povero me, verrò menato di brutto. Via, via, prendi questo e questo.
Ok. Ok, sto venendo menato dai castori. Adesso mi sposto da questa parte, però non mi hanno ancora preso. E ciao. Ok. L'operazione è andata a buon fine, Milligan. Possiamo rientrare alla base. Il T-Rex stava Appunto il rapporto. Ecco perché è comoda la base qui al castello, perché siamo riparati e protetti. Due T-Rex, cos'è quello lì? Nessun castoro si è finito. Si è ferito. Carro Alfa. No, l'operazione è andata bene al 100%, quasi Perfetto. professionale direi. Perfetto. Milligan avrai un aumento. Facciamo riposare un attimo. Da 5 euro guadagnerai 6 euro e un centesimo. E un centesimo? Esatto. Oh, allora. Sei felice, Milligan? Gioisci, voglio sentire urla di gioia. Uè! Quello è un salto, non è gioia. Osserviamo, stiamo tenendo la direzione bene. perfettamente. Ma Milligan, sei con me? Sì, dietro. Perfetto. Però devo fermarmi. Adesso Milligan, farà... tu non ti fermi neanche per una montagna. Neanche Questa se- è familiare. Ti attacca un T-Rex alfa. Neanche se respiri dal naso. Porca miseria, chi è? Milligan? Sono Callaghan, ti chiamo dal Michigan. Rispondi. Milligan. Chi è che sono anche là? Oh cavolo. Aspetta, il mio Milligan mi è... chiede aiuto. si è stancato un attimo, quindi sono forzatamente fermo. Io Ecco. devo atterrare e sono... male. Milligan. Boh, corvi, strani, alfa. Tu non hai paura dei corpi. Ora ti ho perso leggermente di vista. Ah, sei là. Cosa c'è qua sotto? Ehi tu. Vuoi comprare questo scialpo? Shampoo Milligan. Ma qua ci sono dei microraptor. Pro. Ah, a terra pure c'è un microraptor, non dovrebbe fare chissà che. C'è Angel Raptor. Quello è il mio vecchio nome. Non era Sì. per niente serio. C'è Angel Raptor. Invece Nomi vecchi- Robuntolo. Andiamo. Mi chiamavano anche il castoro d'argento. La forzatamente giambrocca 004. tripa. Io Robuntolo 004. Io sono Milligan 007. Esatto. Bersaglio mobile. Sei mobile, Milligan. Sei un Mi ricordo mobile. che c'erano i Sei un grifoni. comodino. come si chiamavano? Grifondoro? Quelli no. Io tifo Grifondoro. Arriverà anche il glorioso giorno che potremo tamare un grifone. Un Grifondoro. Ma non è ancora quel giorno. Sei nano giusto, sono lì. Mi serve una falce. Meno. Non posso creare una falce. Se ci sono i grifoni qua, io ho breve vita, quindi speriamo che siano tranquillamente a fare le loro cosucce. Ok, scherzavo! Perché sono quelli. Non è che sono. Milligan. Sono gli antenati delle attuali iene. Io sono messo male, devo mettermi in basso, ma c'è le iene. Vieni dici più, tu. un po' più avanti e a terra. Dimmi te dove sei. No, c'è Sono- le iene sotto di me. Ah ah ah. Io sono a casa tranquillo mentre gli altri vengono. Cioè, sono fedele io. Fedele. Io sono nascosto dietro una roccia dove tutti possono trovarmi, dove nessuno può trovarmi. Mi metto qua. No, 150, 50, 50, no, qua c'è 50. un parasauro, ma il parasauro non fa niente. No, Parasauro è pacificissimo. Para. Io provo a Para, mettermi qua. scusate, ho sbagliato voce. Quello è Angel. Adesso sono Robuntolo 004. Uno dei Dove sei, primi Mac? agenti Mi vedi? non segreti. Porca miseria, chi so? Oh, che è successo? Oh, ho appena visto anche un anchilosauro.